Una nuova domanda ha iniziato a circolare nei corridoi di Napoli e in poco tempo è diventata tema di dibattito interno. In Napoli, volete Dovbyk? La risposta, però, non è stata quella che molti si aspettavano. Torniamo con un nuovo aggiornamento strategico sul Napoli, portando retroscena, lettura del contesto e, soprattutto, la reazione diretta di Antonio Conte e Giovanni Manna. Prima di andare avanti, lascia un like e iscriviti al canale, perché il tema di oggi riguarda il centravanti. Possibili uscite e un piano alternativo che, per ora, resta coperto dal massimo riservo. Il punto di partenza è la situazione delicata di Lorenzo Lucca. Il giocatore non è riuscito a convincere fino in fondo Antonio Conte e, nelle ultime settimane, il suo spazio in squadra si è ridotto ulteriormente. Lucca vorrebbe dimostrare il proprio valore a Napoli, ma è consapevole che il quadro non è semplice e mantiene aperte altre opzioni per il futuro. All'interno del club, la sua permanenza non è più una certezza assoluta. Il problema è che ogni eventuale uscita richiede una soluzione immediata. Prima di cedere Lucca, il Napoli deve necessariamente individuare un'alternativa per il ruolo di centravanti. Le condizioni fisiche non ancora ottimali di Romelu Lukaku e la centralità sempre maggiore di Rasmus Højlund, oggi titolare fisso nel sistema di Conte, obbligano il direttore sportivo Giovanni Manna a muoversi con grande cautela sul mercato. È in questo contesto che è emerso il nome di Artem Dovbyk, attualmente alla Roma. Il Napoli ha effettivamente ricevuto una proposta che coinvolge l'attaccante ucraino, il quale non è riuscito ad ambientarsi pienamente nel contesto romano. Tuttavia, secondo quanto filtra dai retroscena, la reazione sia del club sia di Conte è stata piuttosto fredda. Non c'è entusiasmo per il suo profilo, nella convinzione che rappresenti un vero salto di qualità per il progetto attuale. La lettura interna è netta: Dovbyk non rientra nelle priorità tecniche dell'allenatore in questo momento. Per questo motivo, nonostante l'opportunità di mercato, il Napoli non lo considera una soluzione ideale. Al contrario, Giovanni Manna starebbe lavorando in silenzio a un piano alternativo. Il nome che interessa davvero non è ancora trapelato, si tratta di un vero e proprio mister Decimo. Un centravanti che milita in Premier League e che viene ritenuto più compatibile con lo stile intenso, fisico e verticale richiesto da Conte. Inoltre, il quadro potrebbe complicarsi ulteriormente. Anche una possibile uscita di Noah Lang viene presa in considerazione in alcuni scenari interni. Se ciò dovesse accadere, Manna potrebbe decidere di rinforzare un'altra zona del campo, come la fascia sinistra, ridistribuendo risorse e priorità in base alle esigenze della rosa. In sintesi, la risposta alla domanda iniziale è chiara: il Napoli non è convinto da Dovbyk. Conte e Manna cercano qualcosa di diverso, più funzionale e realmente allineato al progetto. Tutto dipenderà dalle eventuali uscite, dalle condizioni fisiche della squadra e dal momento giusto per affondare il colpo. Fino ad allora, il club continua a osservare, filtrare e preparare la prossima mossa con la massima discrezione. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Punteresti su Dovbyk come soluzione immediata per l'attacco oppure preferisci che il club aspetti il mister Decimo della Premier League? Lascia la tua opinione nei commenti. E se apprezzi questo tipo di contenuti con retroscena reali, lettura strategica e informazioni senza rumore, valuta l'invio di un super thanks per sostenere il canale e rafforzare ancora di più questo lavoro.